il regista Luca Lobina, il tutto per raccontarci di un film che tu hai appena diretto. Saquileggia nuragica è una felce endemica sarda, cresce solamente in Sardegna, è in via di estinzione e cresce solamente nella zona dell'Ogliastra. Ha Okay. bisogno di una certa altitudine, di una certa umidità per poter crescere e quindi la sua particolarità è proprio questa, che se viene portata via, se viene allontanata, inquinata, muore. Nel film diciamo che è paragonata alla nostra cultura, ai nostri usi e costumi. Il film è girato interamente tra Gairo e Seui, che sono 2 Certo. paesini che hanno dei paesaggi bellissimi, che ancora mantengono gli usi e costumi della Sardegna. Quindi se si vuole conoscere un po' come si vive ancora in Sardegna in modo originale, quella che non è stata ancora inquinata dal turismo, eccetera, bisogna fare un salto in Ogliastra, in queste zone qua. È un'avventura di un gruppo di adolescenti che al posto di passare le solite vacanze al mare, passeranno le vacanze in Ogliastra e lì Okay. andranno un po' a conoscere quello che sono gli usi e costumi della popolazione, faranno delle avventure particolari, non voglio spoilerare nulla, però Certo. insomma sono delle cose diverse rispetto a quello che si vede, non lo so, solitamente in TV in Sardegna, il bel mare, eccetera. Certo.